Manara, allenatore dell'Atletico Favara, l'anno nuovo inizia bene. Sì, diciamo che è una vittoria che vale doppio perché abbiamo incontrato una signora squadra, Che obiettivo ha l'Atletico Favara? ormai non ci possiamo nascondere più. Eravamo partiti per divertirci, per giocare tutte le partite per vincere, però senza avere un obiettivo reale. L'unico obiettivo era mantenere la categoria, ma ormai siamo secondi, siamo ora alla seconda giornata di ritorno e quindi penso che il nostro obiettivo deve essere quello di cercare di tenere la migliore posizione per fare i playoff in casa. Oggi la partita poteva terminare sul risultato del pareggio perché forse noi siamo stati un po' più ingenui sui gol, forse sono stati proprio gli errori ingenui nel primo tempo e nel secondo quel rinvio del portiere a far sì che loro abbiano sfruttato alla meglio i nostri errori, ma la partita a parer mio è stata equilibrata. Non mi piace parlare degli arbitri, ma in queste categorie bisogna incominciare ad ammonire più per i falli di gioco che per le reazioni. Se non si arriva a capire questo con gli arbitri andrà a finire sempre che poi da fallo cosa nasce cosa, ci sono le reazioni e poi gli arbitri sono costretti a prendere provvedimenti peggiori. Se uno guarda il referto della partita potrebbe pensare che ci sia stata la guerra non c'è stata una non scelta da parte dell'arbitro su episodi fallosi che, se richiamati a tempo debito, non avrebbero compromesso poi la partita. Che obiettivo ha il Gemini? Noi siamo partiti tardi rispetto a tutte le altre concorrenti e l'obiettivo inizialmente era quello della salvezza. Abbiamo fatto un girone di andata che è andato molto bene, ci siamo trovati là sopra, devo dire che dall'inizio sino all'ultima giornata di andata si sono sempre aggiunti altri giocatori di qualità, basti pensare a Lio, Vincenzo Reina, tutti ex Camarat dei giovani Renato Maggio, e quindi il livello qualitativo della squadra è aumentato. Una volta che siamo qua vorremmo cercare di danzare assieme a tutte le grandi e di giocare da protagonisti playoff. Certo la sconfitta di oggi ci fa fare un passo indietro, ma non era sicuramente meritata, comunque un pareggio sarebbe stato più giusto.